Va ora in onda la rassegna stampa. Troppa professionalità qua, siamo puntuali come la morte, quella lei, cicca, quella lei, tocca qua e tocca là, tocca ferro e tocca là. Ciao, come state? Buongiorno. Sono le 7:30, coccolini, buongiorno paperini, ma mi hanno detto a Pontida e a settembre che devo cominciare in maniera più soft, è vero, sono sempre irruente, ma perché? Ma perché cerco di uscire dall'altoparlante, cerco di uscire dal vostro telefonino, dalla vostra TV, da dove il vostro computer, devo riuscire a uscire, a sfiorarvi, a dare il buongiorno, picchiando sulla vostra cucuzza e dicendo: sveglia, giù dalle brande, dai, sono le 7:31, ma porco cane, non si può stare ancora a letto, sveglia, guarda cosa ti faccio vedere, i portachiavi di Radio Libertà, in legnetto bruciacchiato, signori. Ne ho ancora un po' nel mio cassetto segreto. Se mi venite a trovare qui negli studi di Radio Libertà a Milano in via Bellerio 41, metropolitana a fuoricentro, signori, fate 3 minuti a piedi e arrivate nel nostro fortino, potete portarvene a casa uno. Anche quello con la faccia di Sammy Varin. Sì, il mio volto è diventato un portachiavi. Che figura di merda. D'altronde è il più richiesto. Cosa devo fare? Sono bello. Essere belli. Succede. Sì, buongiorno Francesco. Tu non ce l'hai il portachiavi con la tua faccia. Giustamente hai una dignità e quindi hai deciso di non fare, ma anch'io non volevo, me l'hanno fatto per scherzo e poi ne abbiamo distribuiti a centinaia e io ringrazio chi ce l'ha in questo momento a casa, proprio ci ha attaccato il mazzo di chiavi e dietro c'è anche la firma di Sammy Varin che vale di più, ragazzi. Poi chiaro, già che eravate a Pontida l'avete fatto firmare a Salvini, a Vannacci, a Claudio Borghi e adesso è ancora più valoroso. Il buongiorno si sente dal Varin, sì, siamo noi, siamo quelli di RL, Radio Libertà, in onda ogni mattina dalle 7:30 alle 9:30, quella che un tempo, bei tempi, era la rassegna stampa di Giulio Cainarca, ormai non esiste più perché da più di un anno l'ha lasciata nelle mie grinfie, anzi sgrinfie, e lui è passato alla trasmissione intorno alle 10, 10:30 con un approfondimento molto bello, molto ascoltato soprattutto e diciamolo, può fare veramente di più, mentre noi siamo un po' schiavi di questi quotidiani, schiavi delle solite notizie, schiavi un casso. Perché? Perché noi ci ribelliamo proprio con i gattini che avete sentito prima, i gattini di Rossini, altro pezzo inedito che la gente che si intende di musica classica non conosce, noi sì. Come i gattini di Rossini, noi non siamo ossequiosi dei giornaloni, cioè non stiamo sulle notizie che tutti i giornaloni riprendono. Non pensate sia possibile? Se è la prima volta che ascoltate Radio Libertà o la rassegna stampa di Sammy Varin, provare per credere, dai. Cominciamo a essere seri e guardiamo prima di tutto le agenzie della notte. E il sito di Repubblica, forse si sono addormentati ieri, siamo sempre su queste argomentazioni, buste paga, sconti fiscali ma non per tutti, ecco le soglie dei nuovi tagli. Si parla delle tasse, ma sappiamo bene che nulla è definitivo, perché? Perché la manovra è approdata in Parlamento e adesso c'hanno su tutti l'elmetto e quindi probabilmente ci saranno cambiamenti, anche se poi il saldo finale deve rimanere quello e oggi lo dice chiaramente Giorgetti sui giornali. Su Repubblica, ma anche su tutti gli altri siti internet e soprattutto sulle versioni cartacee c'è Orban. Ragazzi, quando ho detto a mio figlio Elia, che ha 14 anni, che c'era Orban in Italia,
Si è risvegliato. La miseria, ragazzi, che figlio populista che abbiamo. Uè, Orban, l'imbarazzo a Palazzo Chigi, siamo tutti un po' imbarazzati. Non rompere con Bruxelles, nel senso che Orban è stato molto critico con l'Europa, ma no, solo un pochetto, tra poco vi leggo. Il retroscena, il primo ministro ungherese contro tutti, poi l'incontro con Meloni e Tajani, tra noi idee diverse, Tajani che si arrampicava sui vetri, dice, il fatto che lo veda non vuol dire che sono d'accordo con lui, certo. Meloni alle banche, giusto che diano un aiuto, lite governo Confindustria. Chiaramente, signori, questo è il sito di Repubblica. E poi Giorgetti nel fortino, aperto a correzioni, ma rispettare le regole. Insomma, ragazzi, ve lo vorrei dire a chiare parole, è così ogni anno. È chiaro che adesso il governo Meloni sta andando molto bene, si stanno facendo cose, mica miracoli, ma cose si fanno. La Meloni apprezzatissima all'estero e anche in Italia. L'opposizione che cosa può fare? Spara più cartucce possibili. Il Corriere, Meloni e le banche, chiesti 5 miliardi su 44 di profitti, siano soddisfatte. E Giorgetti sugli affitti brevi, curo i soldi di tutti, fatevi curare da Giorgetti. Anche sul Corriere in aggiornamento, perché le ancora chi, Orban a Roma attacca l'Unione Europea, non conta nulla, sanzioni a Putin, Donald sbaglia. Queste sono le frasi che sono contenute un po' anche su tutti i quotidiani, e tra poco vi porto sul Corriere se volete, così vi do un aggiornamento veloce sull'umore che c'è su qualche giornalone riguardo Orban, ma ve l'ho detto, non ci fermiamo sui giornali. La titolazione è varia, gli argomenti sono vari, non sto ad annoiarvi su un unico argomento per 2 ore. Intanto vi ricordo che potete già commentare quello che sto per leggervi inviando un messaggio al 340 67 09 659, perché Sammy Varin è molto democratico. Già, cosa siamo noi? Siamo fascistelli qualunque, ma per niente. 340 67 09 659. Se mi inviate un WhatsApp adesso, io ve lo leggo giurin giureta, proprio come ha fatto Pierluigi, il poeta del mattino. Ma che bello averti, che bello ascoltare Radio Libertà la mattina. C'è la rassegna stampa di Sammy Varin. Grazie mille, buon lavoro. Non posso che essere felice ad avere ascoltatori come te che mi sentono nei momenti più diversi, più strani, e la mia rassegna stampa ve la portate ovunque, anche tira sul cursore e sentiamo un altro poema, questa volta il poema dal Vangelo secondo Chiurazzi. Suona la sveglia, mi chiama il destino, arriva puntuale il bisogno mattino. Saluto il trono con aria beata e la giornata è già cominciata. Un'ode a chi si trova in bagno e si porta il telefonino o la radiolina, pure lì mi fa piacere. Giuro, non guardo, non sento, io parlo soltanto. Però è vero, è il momento giusto per ascoltare Sammy Varin. È chiaro che se siete in auto in coda verso l'ufficio è il caso di non pensare a questi bisogni fisiologici, anche se molto spesso ciò che vi leggo fa effettivamente un certo effetto. E basta, stiamo perdendo tempo? Sì, ebbene sì, perché sono un perditempo. E allora vado su Avvenire, l'unico che non parla di chi è arrivato in Italia. Ma come mai? Ma perché? Come mai? Ma perché? Cioè, ti giuro, in prima pagina non c'è, sto guardando dappertutto, Orban non c'è. Come apre Avvenire? Apre con Zuppi, il dovere della pace. Se continuiamo a cercarla, arriverà. E poi Pizzaballa, a Gaza la gente vede davanti a sé tanto odio. Beh, anche qui non scherziamo, ragazzi. In migliaia al forum della comunità di Sant'Egidio che oggi chiuderà
Leone XIV. E intanto in mezza Europa si pensa a ripristinare il servizio militare obbligatorio. A proposito, così vi risveglio subito, lo fareste voi di nuovo il servizio militare obbligatorio? Lo ripristinereste? A parte che costa un fracco, però ti dico la verità, io sarei contento di fargli fare un po' di militare a mio figlio Elia e anche a mia figlia Tabata, che hanno 14 anni, sono gemelli, lo sapete, nati a un minuto di distanza, Elia è un po' più grande, gli farebbe altro che bene. Cosa ne pensate oggigiorno? Soprattutto a certi Maranza in circolazione, figli del barcone, e tu dici che fai? Gli dai in mano anche il fucile? Ditemi la vostra, 340-6709-659, la pace va cercata e coltivata con pazienza e coraggio, è il filo conduttore dell'incontro internazionale Osare la Pace, promosso dalla comunità di Sant'Egidio, che si è aperto domenica a Roma con il Presidente della Repubblica Mattarella e si concluderà oggi. Poi ne parliamo perché Mattarella ha detto, incredibile, anche cose, stavo per dire interessanti, non posso, è un'offesa al Presidente della Repubblica, come per dire, non dice sempre delle scemenze. Va bene, fate finta che non abbia detto niente, comunque dopo esaminiamo. Sono su Avvenire, se non l'avevate capito, ascolto e confronto il cammino sinodale, ora guarda ad Assisi, ma anche piccolo, qua ci vuole la lente, c'è l'incontro a Roma, Meloni e Orban, un piano per le armi, ma divisi sull'Unione Europea. La Presidente del Consiglio riceve il leader ungherese e prova a smussare le sue posizioni su Ucraina e Russia usando la leva dei finanziamenti UE per il riarmo, l'ipotesi di cooperare su un carro armato ipertecnologico, ma l'incontro è segnato dall'imbarazzo per le parole di Orban sull'Unione Europea. Ha detto non conta nulla, ci ha offeso un po' tutti quanti, non è vero, è vero che non è vero, E su Trump gli dirò che su Putin ha sbagliato il primo ministro magiaro anche dal Papa, e chiaramente il fatto che Orban, che il nome è anche di un processore molto usato da noi radiofonici, veda il Papa. Cosa c'entra il processore col Papa? Capisci che uno c'ha anche queste cose mentali che ha pure di fare la rassegna stampa, è così. Rassegnatevi alla rassegna stampa di Sammy Varin. Fatto sta che questa era la prima pagina, secondo noi, del quotidiano Avvenire, ma parla anche della vittoria di Milei e del trionfo di Trump. Anche questa cosa su tutti i giornali quest'oggi. Potrei passare direttamente al Corriere, ma non lo farò, ci andrò più avanti. Diavolo è l'acqua santa, vado sul diavolo. Il Fatto Quotidiano, che è gnucco, come si dice da queste parti, è gnucco, ce l'ha con B, Berlusconi. E allora in centropagina il Fatto Quotidiano per voi, vintage. Ecco la non sentenza che non ha assolto B. E vai, fake news, la Cassazione, 5 parole che neppure lo citano, solo propaganda, una riga di dispositivo tecnico senza alcuna motivazione diventa per i politici e i media la smentita del patto mafioso già accertato, ok? E quindi ci festeggia così il Fatto Quotidiano, uno si accontenta di queste cose, ma i lettori del Fatto Quotidiano godono quando si sta lì a sfrugugliare. Godiamo un po' meno sapendo quello che stanno facendo i nostri amici tedeschi. 377 miliardi in armi e lezioni di guerra nelle scuole. Parlavamo prima di ripristinare il servizio militare. In Germania stanno esagerando. Lo spaventoso riarmo nel bilancio del 2026. Siorri, la riforma militare più imponente dal 45. Per i bimbi 2 ore a settimana per divulgare la strategia bellica in famiglia. Ora l'Unione Europea studia nuovi mega debiti pro Kiev con gli asset russi. E qui, insomma, tu dici, ma ci sono anche le vie di mezzo, dobbiamo fare per forza come la Germania? Ma
Intanto spariamoci il quotidiano Il Tempo. Il quotidiano Il Tempo, ragazzi, è potentissimo perché è l'unico, tu dici, anche questo ha le sue manie, e sono le nostre, che non sono manie, ma sono paure. Già. Cosa titola quest'oggi il quotidiano Il Tempo? Lo sapete, Il Tempo di Roma, ma si trova anche qui al nord. Bisogna magari cercarlo con un po' più di attenzione. Cosa interessante, costa solo 1,20 euro. Eccolo qua, il Sammy Varin, venditore di pentole. Signore e signori, guardate questo quotidiano e guardate soprattutto il titolo. Non ve l'ho detto, ma siamo anche in radiovisione sui social. Cercate Radio Libertà su Facebook e su YouTube, soprattutto sulla pagina di Lega Salvini Premier. Siamo più di 1 milione e ce la tiriamo veramente. Siamo anche in onda video sul sito radiolibertà.net, e se scaricate la nostra applicazione sul vostro cellulare c'è il bottoncino con scritto canali. Potete optare anche per il video e voilà, vi arriva tutto ciò che vi trasmettiamo. In questo caso la prima pagina del quotidiano Il Tempo. Prepariamoci, arriva il partito islamico. È da un po' che lo diciamo e sembra a bradir che stiamo prevedendo il futuro. Dopo il Daspo ad Annun spunta la solidarietà al filo Hamas dai marxisti-leninisti. Ecco come si salda il patto tra l'Islam radicale e la sinistra extraparlamentare. L'odio antisemita, la follia dei Propal, censurano il Dem Fiano in Ateneo a Venezia. Ragazzi, robe veramente che anche il PD è rimasto: oh mamma mia, hanno censurato Fiano. Sono i vostri amici. Eppure Oriana Fallaci ci aveva avvisato, nessuno lo dimentichi, scrive Roberto Arditi. Sempre tra i richiami in prima pagina, il ministro dell'interno Piantedosi e il Daspo ad Annun, persone che sfidano la nostra democrazia. Il comizio alla Camera di Ranucci, ma chi ama Ranucci? In tantissimi. Ranucci frigna e si fa pubblicità attaccando i giornali e il nostro editore. Naturalmente sul quotidiano Il Tempo la visita del leader ungherese Orbán da Meloni e il Papa. La frase è sempre quella: l'Unione Europea non conta nulla. Se vi interessa il delitto di Garlasco, la ferita da tortura sulla vittima inferta con uno strumento usato dall'indagato nella tecnica Krav Maga, Chiara colpita alla tempia da un'arma da combattimento che piaceva a Sempio. Naturalmente sul Tempo e sugli altri quotidiani si parla ancora dello scontro fatale a Roma, indagato il 22enne alla guida della BMW che ha travolto Beatrice Bellucci. Con tanta tristezza dobbiamo tornare a queste argomentazioni di disastri dovuti a chi guida in maniera oscena. Sono sul Tempo e ci resto, dai, perché? Perché affronta uno dei problemi di questa società troppo spesso taciuto dai benpensanti, ovvero quel legame tra filoterroristi e gruppi eversivi. La sinistra extraparlamentare sta con Annun. In poche parole, prepariamoci, arriva il partito islamico. Dopo il Daspo al filo Hamas arriva la solidarietà dal partito marxista-leninista e attaccano Gasparri. Opponiamoci al fascistissimo DDL liberticida filo-sionista. Che cazzo dicono? Giulia Sorrentino, il patto tra l'Islam radicale e la sinistra, soprattutto extraparlamentare, si fa sempre più manifesto. Non sono solo le piazze a darci la conferma di ciò, ma anche la solidarietà giunta a Mohamed Annun, il filo Hamas, oggetto di un foglio di via dalla questura di Milano dopo che ha pubblicamente inneggiato all'uccisione dei collaborazionisti. A stargli vicino ora spunta il comitato lombardo del partito
marxista-leninista italiano che esprime profonda solidarietà antifascista e antisionista a Mohamed Hannoun, presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia, contro cui le autorità repressive del regime neofascista governato dalla ducessa Meloni hanno ingiunto il confino di polizia, alias foglio di via, che gli vieta di recarsi nel capoluogo lombardo per un anno. La colpa quindi sarebbe di un regime, non di una democrazia che ripudia ogni forma di terrorismo, allontanando chi inneggia adesso. Ma qua mi fermo, ragazzi, ma dovete assolutamente procurarvi oggi il quotidiano Il Tempo, perché dice cose potentissime che non dice nessun altro. Ad esempio, spunta la moschea in università, spunta la moschea in università, e parla il leghista Sasso. Presenterò un'interrogazione. A Catanzaro è stato inaugurato il centro islamico, ma dov'è questo centro islamico? Nell'Ateneo Magna Grecia. Primo eclatante caso in Italia, è pericoloso. Signori, Rossano Sasso, che sentiamo spesso su queste frequenze nel cui Parlamento, siamo davanti all'ennesimo caso di intromissione dell'Islam nei luoghi della formazione? Sembrerebbe proprio così, visto che ieri alle 15 presso l'Università della Magna Grecia di Catanzaro si è tenuta la cerimonia di inaugurazione di una moschea. A commentare indignato il caso è Rossano Sasso della Lega, capogruppo in Commissione Cultura, Scienza, Università e Istruzione della Camera. È il primo eclatante caso in Italia ed è pericoloso, un ulteriore passo verso l'islamizzazione della nostra società. Sì, perché avevamo capito che nella scuola c'era soltanto la sinistra, ma che adesso ci sia pure l'Islam insieme a braccetto con la sinistra è un cortocircuito che ci sembra pazzesco, ma è proprio così. Mi fermo però, perché sennò non comprate mica il quotidiano Il Tempo, e io vi devo mettere la pulce scrat nell'orecchio, così alzate il culo e andate in edicola, almeno un giornale alla settimana. E barboni, e straccioni, e pezzenti non me lo comprate? Piante dosi su Hannoun, personaggi come lui sfidano la democrazia. Il ministro dell'Interno si congratula con il questore dopo il foglio di via Giordano, la sinistra ancora muta. Mica tanto muta. Avete sentito cosa è successo a Venezia? Propal impediscono a Fiano di parlare. Interrotto il dibattito con il deputato Dem, cioè Fiano è del PD, voleva parlare all'Università Ca' Foscari e Fassino, che è uscito un attimo dal freezer, ha detto atto intollerabile, poi è tornato nel freezer con i suoi profumi. Un gruppo di attivisti pro-Pala ha impedito lo svolgimento di un incontro dibattito sulle prospettive di pace in Medio Oriente all'Università Ca' Foscari di Venezia, interrompendo l'intervento del parlamentare del PD Emanuele Fiano. Una quarantina di attivisti ha fatto irruzione con cartelli e slogan contro il sionismo, accusando Fiano di sostenere Israele. Cioè, qualche problemino, appunto, sai com'è, cioè, dove sapete chi è Fiano? Ho provato a continuare, ha raccontato all'ANSA, ma hanno continuato a urlare e a dire falsità su di me. È un atteggiamento fascista. Chi non la pensa come loro non deve parlare, ragazzi miei. Lo troviamo su tutti i quotidiani questo fatto, ed è una cosa vergognosa, schifosa. Certo, solidarietà da parte di tutti quanti, destra e sinistra, assolutamente. Molliamo il quotidiano Il Tempo, o sono le 7:53, inviate i vostri messaggi, i vostri commenti, cosa pensate al 3406709 perché io tra 5 minuti li leggo, capito? Vado su Repubblica. Siete imbarazzati? Orban imbarazza Meloni. Ospite a Palazzo Chigi, il leader ungherese attacca, Trump sbaglia su Putin e l'Unione Europea è inutile. Siete d'accordo su questa frase?
Adesso vi invito a nozze, Irritazione nel governo, Tajani ho idee diverse, il PD, la Presidente del Consiglio si dissoci, Trump sbaglia sulle sanzioni a Putin, l'Europa è ormai fuori dai giochi, il premier ungherese Viktor Orbán in visita a Roma, in un'intervista a Repubblica attacca l'Europa e annuncia un viaggio negli Stati Uniti per incontrare il presidente americano e crea non pochi imbarazzi nel governo italiano, Tajani dichiara di avere idee diverse e il PD chiede che la premier Meloni si dissoci. PD, da lui parole sbagliate, vanno prese le distanze. Al centro dell'incontro tra Meloni e Orbán, l'economia europea. Sì, non è proprio un articolo scritto che si capisce tutto, ma sai, quelli di sinistra possono permettersi anche queste cose, noi non le capiamo. La Premier sulla manovra, giusto l'aiuto delle banche di spalla, e poi Guido Tabellini, uno che si chiama Guido Tabellini, di cosa vuoi che parli? Perché i salari non crescono. È comunque interessante capire il punto di vista del quotidiano Repubblica. Entro all'interno, pericolosamente all'interno di Repubblica, e a proposito di salari, di banche, di soldi, la Premier dice alle banche: giusto che diano un aiuto. Lite governo Confindustria, ve l'ho detto ragazzi, fino al 31 di dicembre siamo qua, magari anche qualche giorno prima riusciamo a farla passare sta finanziaria. Scusate, mi viene da piangere perché faccio fatica a non parlare di queste cose, però vi posso assicurare che sono inondati tutti i giornali di questa manovra e poi adesso ci saranno i cambiamenti, chiaramente, no? E prima al Senato e poi alla Camera e poi ancora al Senato e poi se su 44 miliardi di utili ne mettono a disposizione 5, possono essere soddisfatte le banche, ma sugli istituti di credito è ancora scontro tra Forza Italia e Lega. Urso, superate le aspettative degli industriali. Orsini, forse il ministro consulta tabelle diverse dalle mie. E infatti c'è poi l'articolo di Tabellini. Giorgetti nel fortino, aperto a correzioni ma rispettare le regole. Il titolare dell'economia ricorda i vincoli del nuovo patto di stabilità a cui l'Italia deve uniformarsi. Un alto là a Salvini e a Forza Italia. Oh, Fratelli d'Italia sempre buona e gentile, ecco, buono e naturale, genuino. No? Mattarella, allarme sulla sanità, la salute è un dovere dello Stato. Questo è l'argomento di Mattarella che vi ho detto, insomma, normalmente sono argomentazioni che possiamo anche svolazzarci sopra. Non è vero, sempre cose interessanti quando parla Mattarella. Questa volta sono robe che davvero interessano tutti noi. Il presidente ha parlato ai vertici AIRC, ribaltati i rapporti con la malattia, con la ricerca possiamo prevalere nella lotta al cancro. In parallelo a grandiosi progressi si propagano anche sconclusionate teorie antiscientifiche e naturalmente a voi è la lettura di questo articolo a pagina 13 con l'allarme sulla sanità che risuona da parte del nostro presidente, ma ancora più interessante, se fosse mai possibile, l'analisi in taglio basso di Michele Bocci, che parla proprio di ciò che avviene nel nostro paese. Invecchiamo, si spende di più, c'è riduzione negli organici e il sistema così scricchiola. Poche frasi per inquadrare i problemi più stringenti della sanità italiana: invecchiamento della popolazione, risorse per l'acquisto dei farmaci, organici del sistema pubblico carenti. Il Presidente della Repubblica Mattarella ieri è partito dalla ricerca scientifica che ha bisogno di fondi per assicurare a tutti le cure migliori e quindi il diritto alla salute, e ha finito per toccare temi di grande attualità per il mondo sanitario. E qui naturalmente ci sono le critiche al governo perché poteva fare, perché poteva dire, eccetera, eccetera, però ci sono anche tante cose vere che riguardano il nostro paese, le problematiche del nostro paese.
Siamo su Repubblica. Tu dici, ma che ci fai su Repubblica? Perché tra pochissimo, dopo la pausa, i vostri WhatsApp, vi leggerò a pagina 23 con l'intervista a Fiano. Già, l'ex deputato del PD ha detto: non sono riuscito a portare a termine il convegno all'Università di Venezia, impedire di esprimersi è fascismo. Fiano cacciato dall'aula come mio padre nel 38. Io volevo parlare di pace. Emanuele Fiano, ex deputato del PD, figlio di Nebo, deportato ad Auschwitz. Hanno ignorato che ho sempre condannato Netanyahu. Hanno detto non ce ne frega nulla, non vogliamo che parli in questa università. Ragazzi, ditemi un po' voi, chi sono i fascisti? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
canta che ti passa, Sammy Varin. Sì, è Ezio Paloschi, il pianista delle ore 8. Quasi tutti i giorni alle 8 mandiamo l'intervento musicale di un pianista. Oggi Baby Off, per salutare tutti coloro che fanno musica, chi la fa professionalmente, ma anche moltissimi che semplicemente la fanno perché vogliono trasmettere emozioni. Noi qui a Radio Libertà, soprattutto nelle trasmissioni di Sammy Varin, mandiamo in onda ogni mezz'ora uno di questi artisti e molto spesso li intervistiamo, artisti che non cantano per fare business, ma semplicemente per trasmettere emozioni. A volte sono anche la loro primissima incisione. Se avete parenti o amici indipendenti che non c'entrano nulla con il business, fatemi avere le loro produzioni, inviatele a sammy.varin@radiolibertà.net. Ogni mezz'ora noi trasmettiamo la musica che non c'è, che non esiste sulle grosse e grasse radio. Complimenti a Ezio Paloschi, che non è certo l'ultimo arrivato, lui è un produttore di successo nella zona di Bergamo. 5 minuti dopo le 8 del mattino, buongiorno da Sammy Varin. Durante la suonata di Paloschi ho fatto in tempo a condividere questa diretta anche sui miei social, quindi ci potete ascoltare e vedere sulle pagine Facebook di Radio Libertà, di Lega Salvini Premier e anche cercando Sammy Varin. Son chi se non mi bloccano? È perché non ho ancora letto la prima pagina della Verità, è per quello. Naturalmente ci potete seguire anche su YouTube cercando Radio Libertà, o se preferite basta semplicemente accendere la vostra autoradio o la vostra radiolina, schiacciare il pulsante DAB, che è la nuova tecnologia di ricezione digitale, e poi cercate Radio Libertà. Siamo in ordine alfabetico. Provate l'emozione di ascoltare la radio con una diversa ricezione, molto più nitida, forte, un audio completamente diverso rispetto all'FM, non ci sono disturbi ed è digitale. Chiaro che se non ve ne frega niente andate semplicemente sul sito radiolibertà.net o scaricate l'app e noi ci siamo. Ciao Sammy, Orbán è l'unico che ha le palle e il coraggio di parlare chiaro. Non è che la Meloni punta a diventare il presidente dell'Unione Europea, scrive Dani da Como. Ma. Ciao Sammy, ma ti rendi conto quanto abbiamo rischiato con Zuppi e Pizzaballa se fossero diventati papi? Negrito a Gigo, a Gogo vuol dire, ma dai, ma non è vero. Meno male che c'è l'americana, saluti Enzo. Assolutamente prendo le distanze, però forse in fondo progetto per uscire dall'euro, qua mi danno le istruzioni, perché comunque all'interno della Lega c'è qualcuno di particolarmente critico verso l'Unione Europea, praticamente tutti, però giustamente lavoriamo per cambiare stando all'interno. Dopo le vergognose parole di Garamellini e Ranucci, minuscolo apposta, ritengo sia urgente cancellare definitivamente il canone Rai. Giorgetti, vogliamo dare una lezione ai ciarlatani della Rai? Ci scrive Marcello incacchiato nero. Buongiorno, che i figli Lazzaroni studenti idioti funzionali si ribellino a chi li ha generati, accarezzando ogni vizio, spianando ogni difficoltà, è normale che poi te lo mettano in quel posto togliendoti la parola. Complimenti a tutti. Mattarella, ma sta zitto. No, non intendeva lei Mattarella, nel senso che Poi diciamoci la verità, Fiano, ma lo avete sentito ancora esprimere un concetto ragionevole? Ancora, buongiorno, ti rendi conto di cosa dici? Se parlo di qualcosa ci bloccano, è la libertà di parola e la democrazia. Caro, per fortuna che siamo su diverse piattaforme noi di Radio Libertà, ma è vero, cioè quando dico determinate cose su Facebook e su YouTube si zittisce tutto quanto. Provare per credere. Per fortuna siamo in onda anche, dicevo, in DAB, sulla nostra applicazione, sul sito, in televisione purtroppo non ci siamo più perché mancano i soldi, anzi, se riuscite a darci una mano, conto corrente postale 3767
377 1294 per rilanciarci anche nell'etere TV non sarebbe male. Conto corrente postale CQ 3767 1294 intestato a Radio Libertà. Andate in posta, prendete uno di quei moduli bianchi e ci fate un versamento anche solo di 5 euro, ragazzi, per dire a Sammy Varin bravo, ci sono anch'io la mattina, e noi siamo contenti. No al servizio militare obbligatorio, gli stranieri saranno più dei nostri, non risponderanno ai comandi, si impossesseranno dell'esercito, per loro ci vuole un altro tipo di rieducazione. Ragazzi, vi ho scatenato, ok, mi fermo, devo andare perché poi mi dicono che non faccio la rassegna stampa, è grande verità, infatti non è una rassegna stampa. Ritorno su Repubblica. Atto inaccettabile, la condanna è bipartisan, stiamo parlando del fatto che Fiano è stato cacciato dall'aula di Ca' Foscari, che è vergognoso prima di tutto appunto perché è figlio di un deportato ad Auschwitz, Fiano, ma secondo di tutto la libertà di parlare dov'è? Chiaro che sta provando questo rappresentante del PD, ex deputato del Partito Democratico, sta provando quello che proviamo in tanti in università e a scuola, cioè se non dici quello che vogliono quelli di sinistra, non ti fanno parlare. E non importa che tu sia di destra o di sinistra, signori. Atto inaccettabile, la condanna è bipartisan, solidarietà del governo al politico milanese, Bernini, un colpo alla democrazia, PD, fatto gravissimo. Siamo ancora su Repubblica. Perché insisti così? Perché si parla anche, logicamente giri dall'altra parte la medaglia, eccolo qua, studente in manette a Torino, protestavo, ho i segni ai polsi, al liceo Einstein di Torino durante un volantinaggio di estrema destra, perché anche la destra ci prova a volantinare, e questo dice: 3 agenti mi hanno placcato, uova e sputi alla polizia. Fatto sta, si sono menati tutti, e guarda qua la foto, gli studenti che assaltano un cellulare della polizia e cercano di ribaltarlo. Il sedicenne: non ho aggredito nessuno, i compagni denunciano violenza e manganellate. Insomma, ancora una volta, via la polizia. Si è avvicinato al banchetto di quelli di destra, chissà cosa voleva fare, e i poliziotti lo hanno malmenato, ok? Pagina 27, ancora su Repubblica, giuro che me ne vado, ma Giulia D'Aleo, a pagina 27, parla in un articolo interessante di quello che succede ai nostri figli e anche ai professori con tutte queste invenzioni digitali. Lo sapete che adesso non c'è più il registro, è tutto digitale, i compiti arrivano digitalmente a casa tua. Il problema è che arrivano anche dopo che sono finite le lezioni, verso sera ti arriva il compito per domani, dici: che cazzo, ma non me l'ha mica dato stamattina? Puff, si appare all'improvviso che ormai è quasi ora di cena. Chat e registri digitali, noi prof iperconnessi, ora lavoriamo senza orari. Rocco Dedda è un professore che insegna lo scientifico Da Vinci di Pescara e dice: la scuola è troppo burocratica, ne risente la programmazione. E dice ancora: rivendichiamo il diritto a non stare sempre in rete, bastano poche accortezze come quella di pubblicare le circolari fino a una certa ora del giorno. Miracolo, professor Rocco Dedda dice delle cose giuste, professore di matematica e di fisica, e chiaramente articolo dedicato soprattutto se avete figli o nipoti, e insomma ti fa vedere come soffre anche il professore, che non lo prendiamo mai in considerazione questa cosa. Vado subito sul quotidiano La Verità, così siete contenti. No, ma oggi non c'è niente in prima pagina di Novax, è strano, dici, come mai? Perché la sinistra
tappa la bocca anche ai suoi. Eccola qui, la verità è proprio una verità. La libertà di parola vale solo a senso unico. Zittito persino il Dem Fiano, e non è la prima volta. A Ca' Foscari, il fronte della gioventù comunista caccia l'ex deputato PD. Fuori i sionisti dall'università. Lui grida al fascismo, ma i contestatori sventano falce e martello. A Torino, collettivi a Scatasuna malmenano ragazzi di destra con volantini anti-Maranza. Vedi come la racconta in modo diverso il quotidiano La Verità. E poi c'è Richard Gere, dai, cavolo, bellissimo, ancora oggi ci sta un po' antipatico, sai che non riesco a ricordarmi come mai. Ah, ce lo spiega La Verità. Richard Gere difende le tribù dall'invasione, però incita a invadere l'Italia. Su Repubblica, l'abbiamo letto ieri, l'attore si lancia in una ringa appassionata in favore del diritto dei popoli a rifiutare gli estranei per conservare le loro tradizioni, e sono quelli famosi incontattati, che è un termine che uno non capisce, ma quelli di Repubblica sì. Ma è lo stesso Richard Gere che saliva sui barconi in arrivo in Sicilia e testimoniava contro Salvini che chiudeva i porti ai migranti, uno dei quali è stato arrestato a Milano, un rifugiato senegalese che da settimane si divertiva a menare le donne per strada. Ne parliamo tra poco. Ancora su Repubblica, ma ancora su Repubblica, Sammy, per favore mi chiami lo psicologo del PD, che ho bisogno, sì, mi fissi un appuntamento per questo pomeriggio, vabbè. La Meloni impone 5 miliardi di tasse alle banche, con 44 miliardi di profitti è giusto che l'istituto ci dia una mano per aiutare i più deboli, dice la Premier. Salvini, servono per il piano casa, e Tajani abbozza, non è un bel termine, abbozza come per dire ci sta arrivando. Orbán a Roma attacca l'Unione e le sanzioni a Putin. Siamo sul quotidiano La Verità. E allora, per par condicio, entro all'interno e attenzione, cosa ritroviamo a pagina 5? Le sofferenze dei cattolici, non solo dei cattolici, a sentire che cosa non dicono. Cari vescovi folgorati sulla via del Pride, pentitevi. A dirlo è il direttore del quotidiano La Verità, Maurizio Belpietro. Perché? Perché c'è questo strappo della CEI che turba la tregua vaticana, la votazione del sinodo dei vescovi che sdogana, sì, no, boh, abbiamo capito male, bah, i movimenti gay, sdogana i movimenti gay, non agita solo l'ala conservatrice della Chiesa, ma anche i moderati. Monsignor Paccosi, ad esempio, forzature e proposte tendenziose. Zuppi conferma di essere orfano di Bergoglio e di ignorare Leone. Con la scusa della carità, i dogmi LGBT vengono assorbiti passivamente. Sant'Egidio e il gesuita Spadaro celebrano Francesco negando la svolta. Se siete interessati e appassionati a questo argomento, che poi ritroveremo sicuramente in qualche frasettina, speriamo non di questo Papa, pagina 5 del quotidiano La Verità, che dedica un paginone proprio all'arrestato senegalese. Perché? Perché massacrava le donne senza alcun motivo. Arrestato senegalese, era l'incubo di Milano. Forse è meglio dire era uno degli incubi di Milano, perché Milano ormai è diventata terra pericolosa. Rifugiato, aveva già compiuto diverse rapine e terrorizzava Porta Venezia. Le persone erano costrette a cambiare strada. Spunta la moschea in università. Questa lo sapete, manca sui giornaloni, non se ne parla, però è tutto vero. Lega, rischio radicalizzazione. Ieri è stata inaugurata una moschea all'interno del Policlinico dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Si tratta del primo caso in Italia. Per il deputato della Lega Rossano Sasso, perché siamo solo noi che osiamo dire qualche cosa, ragazzi, ed è per quello che dovete avvicinarvi quando vedete un gazebo della Lega nel vostro paese, nella vostra città. Avvicinatevi, fateli complimenti, diteli coraggiosi, sono con voi.
ed è la Lega da votare, signori, non altri partitini che fanno disperdere i voti e fanno sorridere gli amici pidini. Ragazzi miei, lo so, non sempre si riesce a fare tutto, siamo in una squadra, siamo in una compagine di governo, la giostra in questi anni gira con Fratelli d'Italia, ma la politica l'abbiamo imparato, è così, ma proprio perché abbiamo messo sul tavolo i nostri progetti e sono ufficializzati da tutta la maggioranza, li portiamo avanti lentamente, ma li portiamo avanti. Se votate un altro partito e magari vi fate una lega voi stessi, avrete lo 0,1% di possibilità di portare avanti i vostri progetti. Un po' pochino ricominciare da zero. Fatto sta, signori, per il deputato della Lega Rossano Sasso si tratta di un pericoloso passo verso l'islamizzazione della società, la moschea nell'università. Mi fermo perché mi viene da vomitare, ma l'ultima notizia ancora interessante sul fronte immigrazione dal quotidiano La Verità è spuntata anche nei telegiornali. Guarda un po', si rifiuta di mettere il velo islamico e viene pestata davanti alla figlia. La 44enne è stata insultata da due uomini che poi l'hanno aggredita. Ne parla Mirella Molinaro oggi solo sul quotidiano La Verità. Prima è stata insultata, poi riempita di botte. È accaduta a una donna di origini marocchine di 44 anni che negli scorsi giorni era per strada assieme alla figlia di appena 5 anni, mentre si trovava nei pressi del sottopassaggio della metro a Sesto Rondò, nel comune di Sesto San Giovanni, nel milanese. A aggredirla sono stati due connazionali che l'hanno presa di mira perché la donna non indossava il velo. Prosegue l'articolo, ragazzi, naturalmente interviene anche il sindaco di Sesto San Giovanni, il leghista Roberto Di Stefano. In città non ci sarà mai spazio per chi pensa di imporre con la violenza regole che calpestano la dignità delle donne e la libertà personale. Tutti muti da sinistra? Che strana sta cosa. Ed è anche parecchio strano che questa donna abbia trovato rifugio, sapete dove? Al gazebo della Lega. Tan, da, da, da. Non al gazebo del PD, al gazebo della Lega. Tan, da, da, da. La sinistra ora getta la maschera e tappa la bocca perfino ai suoi. Siamo a pagina 7 del quotidiano La Verità. A Torino i collettivi bloccano a suon di minacce e spintoni un volantinaggio dei giovani di Fratelli d'Italia, mentre a Venezia i Propal censurano pure Fiano del PD. Ho subito ciò che accadde a mio padre nel 1938. Il deputato Dem parla di fascismo, ma la responsabilità questa volta è rossa. Il pestato di destra ci hanno detto che ci avrebbero appesi tutti. Ghir, che vuole solo l'invasione dell'Italia, l'attore salito sulla nave di Open Arms e scatenato contro Salvini, adesso difende l'identità degli indigeni minacciati dall'estrazione mineraria che serve al suo green. Qualche piccolo cortocircuito? Lo amiamo, ci mancherebbe Richard Gere, però insomma diciamo che sta un po' di chi e un po' di là. Io sono d'accordo, difendere gli incontattati è importante e certamente gli incontattati poi vengono contattati per utilizzare le risorse del loro sottosuolo. Tan, ta, ta, ta. Basta, mi hanno bloccato abbastanza. Si sono riapparso su YouTube, no? Per sapere, perché quando leggo La Verità sappiamo che La Verità fa male alla community di certi social. Il Corriere della Sera, Orbán a Roma attacca l'Europa. Visita in Italia del premier ungherese Viktor Orbán, prima l'incontro in Vaticano con Papa Leone, poi il faccia a faccia con la premier Meloni. Bruxelles non conta nulla l'attacco di Orbán all'Europa. Il leader di Budapest critica anche le sanzioni americane contro Mosca. Intanto tra Pechino e Washington continua invece il dialogo. Tra noi e gli USA un rapporto strategico, hanno sottolineato i cinesi. Domani il vertice tra il presidente Trump e Xi Jinping e le borse europee reagiscono bene. Questo è l'articolo in prima pagina sul quotidiano Il Corriere, ma
di spalla, c'è Meloni e le banche, chieste risorse a chi ha avuto tanto, siano soddisfatte, e anche qui tafferugli al liceo, sedicenne in manette, polemica a Torino, scuola tra studenti di destra e di sinistra, tensioni al liceo Einstein di Torino durante un volantinaggio dell'estrema destra, fermato un sedicenne che denuncia: mi hanno messo le manette o i segni, mi sono spaventato, lo studente è stato denunciato per lesioni e violenza e insomma non si voleva far fermare e ha cominciato a scalciare. Fuori i sionisti, subito sotto, i propali impediscono di parlare al PD Fiano. Lui, a mio padre, accadde nel 38. Al grido di fuori i sionisti dall'università, un gruppo di attivisti propala ha impedito al parlamentare PD Emanuele Fiano il dibattito sulle prospettive di pace in Medio Oriente all'Ateneo Ca' Foscari a Venezia. Sono scioccato, successi a mio padre nel 1938. In centropagina l'addio a Bjorn Adresen, volto del film Morte a Venezia. Il ragazzo che ispirò Visconti era il più bello del mondo. Ma la triste verità è un po' più in basso. Noi su quel sito spogliate con l'intelligenza artificiale. Da Barra a Elodie, vittime attrici, cantanti, conduttrici, le indagini della polizia postale. Insomma, è spuntato un altro sito sessista. Questa volta spoglia donne famose con l'intelligenza artificiale. La piattaforma conta 7,5 milioni di utenti. Per restare all'Italia sono 40 pagine con i profili alterati di attrici, cantanti, politiche, personaggi della TV, da Francesca Barra a Lorena Bianchetti. Il sito è stato registrato nel 2014 e si appoggia su server di paesi stranieri. Cosa fare? Lo vediamo tra poco. Denunciare, denunciare, denunciare e rompere le palle. Già, anche se a volte non serve, e in questo caso vorrei ricordarvi di cosa parleremo questa mattina alle 11:10. Sarà un momento molto triste ma anche importante, perché è una cosa bruttissima che è accaduta a settembre, ma che riguarda un po' tutti noi, riguarda i nostri figli, i nostri nipoti, un modo di comportarsi oggi che certo fa il paio con la tecnologia. Oggi, questa mattina alle 11:10, io trasmetterò una canzone che si intitola Capelli d'Angelo, di un artista indipendente, naturalmente sconosciuto come faccio sempre, che si chiama Marco Galli. Di chi erano questi capelli d'Angelo? Di Paolo, il 14enne che a settembre si è tolto la vita a Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina. Quello con i capelli a caschetto, quello che suonava la chitarra, quello che aveva atteggiamenti femminei, non lo so, era preso in giro dai compagni a quanto pare, ma la cosa più triste è che questa cosa era stata denunciata dai genitori più volte, andando a parlare con i maestri, i professori, la preside, e si è tolto la vita a settembre, questo 14enne. Bene, anzi male. Questa mattina alle 11:10 ascolteremo questo pezzo, Capelli d'Angelo, che Marco Galli ha voluto dedicare a Paolo Mendico, e avremo con noi il papà di Paolo, Giuseppe Mendico, che ci dirà anche a che punto sono le indagini, perché lo sapete, il ministro Valditara ha subito mandato le ispezioni in quella scuola e pare che sia saltato fuori qualche cosa di grave. Torneremo su questo argomento, e ci ha tenuto compagnia purtroppo in queste settimane su molti quotidiani. Ne parliamo, ne riparliamo dal punto di vista musicale con questa canzone dolcissima questa mattina alle 11:10. Intanto però sul Corriere, eccolo qua, Orban, cioè veramente non c'è la sua foto, c'è la foto del Papa, ma come mai? Orban, l'Unione Europea non conta nulla, un errore, le sanzioni a Mosca. E l'articolo a pagina 2 inizia dicendo: non sono tempi facili per Viktor Orban. Che uno dice, boh,
Perché devi avere questa cosa in mente se cominci a leggere il Corriere. Il premier ungherese al suo quarto mandato consecutivo, per la prima volta in difficoltà in patria, lo sapevate? Con il leader dell'opposizione dato in vantaggio in vista delle elezioni di primavera, sta cercando di evitare il peggio. Le sanzioni americane contro il petrolio russo rischiano di mandare a picco la già provata economia magiara. Il suo attivismo diplomatico di questi giorni, ieri a Roma, settimana prossima a Washington, è anche una questione di sopravvivenza politica. Vedi l'incipit del Corriere cosa ci insegna? La sua giornata nella capitale è iniziata con l'udienza in Vaticano. Ho chiesto a Sua Santità di sostenere gli sforzi pacifisti dell'Ungheria, il resoconto social del leader sovranista, ma la richiesta benedizione papale alla linea pacifista di Budapest, che presta il fianco a Mosca sull'Ucraina, non è ovviamente arrivata. Orbán, considerato il leader europeo più vicino al Cremlino, si è dovuto accontentare di un cordiale colloquio, come l'ha definito in una nota la Santa Sede. Parole neutre a corredo di un'udienza che pare pura cortesia diplomatica. Ma poi la seconda tappa di questa giornata romana a Palazzo Chigi. È stato un piacere rivedere la premier Giorgia Meloni. Abbiamo parlato di guerra, dell'economia europea in difficoltà, dei prezzi dell'energia e di migranti. Restando uniti e forti, difenderemo le nostre nazioni. Il bilancio su X di Orbán dopo quasi un'ora di incontro. Nel resoconto di Palazzo Chigi, il colloquio ha consentito di mettere a fuoco le prospettive delle relazioni bilaterali e di avere uno scambio di vedute sui principali temi dell'attualità internazionale, con particolare riferimento alla situazione in Ucraina, agli sviluppi in Medio Oriente e all'agenda europea. Fronte comune su migranti e difesa della famiglia tradizionale. A dividere i due leader sovranisti sono le scelte di politica estera. Ancora una volta il premier ungherese ha picconato l'Unione Europea dall'interno. L'Unione Europea non conta nulla. Abbiamo appaltato agli americani e ai russi la possibilità di risolvere la guerra. L'Europa è totalmente fuori dai giochi, ha tuonato parlando con i giornalisti l'uomo che ha osato a Bruxelles il veto per bloccare ogni decisione a favore di Kiev. Anche ieri Orbán si è schierato dalla parte di Putin contro il blocco alle importazioni dalla Russia deciso dagli USA e appoggiato anche dall'Unione Europea. Presto sarò da Trump, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni sul petrolio russo. Budapest non può farne a meno, ha spiegato, senza petrolio e gas russo i prezzi dell'energia andranno alle stelle. Le chance di spuntarla sono poche, tutt'al più Orbán può sperare di trovare il modo per aggirarle, come lui stesso aveva annunciato la scorsa settimana all'indomani della sua marcia per la pace, un raduno indetto per commemorare la fallita rivolta del 56 contro l'URSS, ma al grido di non vogliamo morire per l'Ucraina c'erano la metà delle persone rispetto al controcorteo indetto dal suo sfidante Magyar. L'uomo con il vento in poppa, ha dichiarato riferendosi al premier, il politico che un tempo chiedeva il ritiro delle truppe russe, ora l'alleato più fedele del Cremlino. Il suo motto, 1956 rivoluzione, 2026 cambio di regime. Orbán naturalmente è stato contestato anche a Roma, più Europa lo ha accolto con un flash mob davanti a Palazzo Chigi con cartelli come mettiamo il veto a Orbán. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Giornata stabile con ampi spazi soleggiati sul nostro paese. Nelle prossime ore cielo sereno praticamente ovunque. Qualche addensamento nuvoloso sarà possibile su Liguria, Toscana, Campania e Calabria. Nel pomeriggio sole ancora protagonista da nord a sud, annuvolamenti con locali piovaschi attesi solo in Calabria, specie lato tirrenico, e in Liguria. Temperature massime in aumento, venti forti in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea
Alberto Acerbis. Un saluto agli ascoltatori da Alberto Acerbis, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, andate, se volete, visitare il nostro sito olioacerbis.com, perché noi siamo in raccolta della bava di lumaca in questi giorni e prepariamo tutto quello che riguarda il mondo elicoidale della chiocciola. Quindi è disponibile lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free per la tosse grassa e la tosse secca, è disponibile gastro free per chi soffre di reflusso gastroesofageo, è disponibile tutta la linea cosmetica per l'inverno alla bava di lumaca, la conoscete benissimo, la Rimas, una crema straordinaria, chiaramente certificata da BioCert Italia, un prodotto biologico. Quindi il mio consiglio stamattina è questo: se avete tempo, se volete, olioacerbis.com, andate a vedere la sezione della cosmesi oppure dell'integrazione, ritrovate un mondo straordinario. Se devo, se posso, se mi va, se volete ascoltarmi, vi voglio bene lo stesso, andate e leggete bene per quanto concerne lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free. Guardate, questo è un prodotto che noi produciamo e consigliamo da 22 anni. Chi ci segue da tanto tempo lo sa, forse anche di più. Quindi olioacerbis.com, sezione, se volete l'olio lo ordinate, se volete i prodotti alla bava di lumaca, compreso gastro free per chi soffre di gastrite, chi soffre di reflusso gastroesofageo, e in modo particolare dovete focalizzarvi secondo me su bronco free. Leggete e poi potete ordinare anche da lì. olioacerbis.com. Scrivete come ci è conosciuto Radio Libertà, perché io vi faccio un bellissimo regalo, perché lo meritate. Grazie, buona mattina, in alti cuori, avanti tutta, Maimula, Tenardur, ci vediamo alla prossima. Ciao. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Thought the search for someone who could look it deep inside of me. Someone who raised my mind and my deepest reverie. Oh, I thought I found in love with you, but now I'm straining by myself through folded tears, still lost in your kisses and your embraces. Never gonna take the chance to be stronger. Never knew you'd bring such pain. I'm so tired of all the things you say. I let you play with my mind. All the time you made me cry. It's time for me to say goodbye. I wonder if she makes you smile. Oh, she can't be those smiles but mine. I can't get this out of my mind no more. I'm gonna take the chance to be stronger. Stronger does not necessarily free. And you know that sacrifice can be touched by anything. You won't deny this.
strongest one does not necessarily win. And you know this. Sacrifice can be touched by anything. You won't deny this. The strongest one does not necessarily win. And you know this. Sacrifice can be touched by anything. You won't deny this. Musica sconosciuta, certo, se ascoltate le solite radio, ma da noi gira bene questa artista Wanda Pacifico da Roma, gira per i locali, gira anche in versione live, fa jazz, blues, rock, soul nei locali e nelle piazze. Ha militato in varie band, l'ultima si chiama Vandita and the Blues Crew. Certo, la trovate facilmente su internet, Wanda con la W Pacifico, ma ribadisco e disco ancora meglio, nei locali romani. Sono le 8.39, buongiorno, qui Sammy Varin, grazie per aver scelto la nostra informazione, quella di Radio Libertà, una rassegna stampa molto chiacchiericcia, con il vostro apporto tramite WhatsApp al 340 6709 659, ma lo sapete, come ogni mattina dopo le 9 sentiremo anche le vostre voci. Intanto Alberto di Varese, la riflessione di oggi riguarda i morti sulle strade. Un appello al ministro dei trasporti Matteo Salvini affinché copi la Svizzera o altri paesi del nord Europa e faccia installare gli autovelox. Abbiamo visto in quella via di Roma, ragazzi, però sono i comuni che devono farlo. I giovani morti di ogni fine settimana strappano il cuore e non esiste che si vada a 150 all'ora, dove il limite è 50. Forse sarebbe il caso che a Roma qualcuno si svegliasse su quel viale. Buongiorno Sammy, vorrei che tutti i capi di Stato europei avessero la saggezza e l'intelligenza di Orbán. Meloni deve copiare e non cambiare le idee del premier ungherese. Voi che ne pensate? Scrivetemi, sto leggendo i vostri WhatsApp, 340 6709 659. America, Russia e Europa insieme sarebbero fortissimi contro la Cina, medita l'Antonia. Mattia da Padova, caro Sammy, buongiorno. Fiano fa parte di quei politici camerieri del PD, o è là? Noi facciamo le soubrette o ancora peggio, loro sono camerieri del PD o di Forza Italia, che sono la stessa faccia della medaglia. Un colpo di classe sarebbe stato dialogare con gli attivisti, lasciandoli parlare e soprattutto ascoltare. L'udito ormai della democrazia è perso, c'è solo l'aggio, fatalità, caposaldo della cultura talmudica. L'odio nei giovani è spaventosamente alto e non è di sinistra né di destra. Buona giornata, buona giornata Mattia, dopo quello che mi hai detto, altro che buona giornata. Zuppi, mi sa che è orfano del soglio pontificio. Salve Varin, ma se si lasciano fare e costruire moschee legali al posto delle decine di quelle illegali, non sarebbe più facile per i servizi tenere sotto controllo gli islamici fondamentalisti? Scrive Francesco. Orbán è l'unico politico lucido. Non parlo al plurale perché io personalmente il radical chic attore americano lo detesto, sta parlando male di Ghir, e mi fa vomitare, come del resto i vari Zuppi, Pizzaballa e tutti quei mentecatti di porporati orfani dell'Argentina. Chiaramente noi prendiamo le distanze da questi messaggi poco ossequiosi. Sarebbe interessante sapere se a 13 anni il papà di Fiano, nato nel 25, era già un attivista antifascista silenziato. Ma per favore, andate a vedere chi spinge l'avversario di Orbán, scrive ancora Marco.
È ovvio quello che dice Orbán, l'Unione Europea deve divenire politica, non solo tecnocrazia bancaria. Bene, vi vedo belli tosti. Sì al veto degli Stati e l'Unione Europea, sovranità, bravi Orbán e Meloni. Ci scrive ancora Silvio. E qua mi fermo, ma continuate a scrivere, ragazzi. 340-6709-659. Ritorno sul quotidiano Il Corriere. Chiesti 5 miliardi su 44 di profitti, le banche possono essere soddisfatte, dice la Meloni. Modifiche in Parlamento, servono interventi per la casa e detrazioni su libri di scuola, a parlare è Lupi. Ma naturalmente tutto questo accadrà da qui a fine dell'anno, accadrà di tutto, ma il saldo deve essere sempre quello. Giorgetti infatti dice: affitti brevi, non c'è stata distrazione, ma non sono affezionato ad alcuna misura. E poi le domande e le risposte di Enrico Maro sul Corriere di quanto aumenterebbe la tassazione sui dividendi e quanto vale il giro di vite, esclusi dal provvedimento i profitti distribuiti alle persone fisiche. Se siete tra gli interessati, oggi sul quotidiano Il Corriere. Ma naturalmente che preoccupa tutti noi è quello che si sta combinando con l'intelligenza artificiale. Serve moltissimo in alcuni campi, in altri è soltanto che pericolosa. Volti veri, corpi finti creati con l'intelligenza artificiale, il sito sessista che spoglia le donne. La piattaforma conta 7,5 milioni di utenti, vittime inconsapevoli, nomi noti e persone comuni. La parola che dobbiamo imparare è deep nude, è una sottocategoria del deep fake, con la K, foto manipolate dall'intelligenza artificiale per rimuovere gli indumenti di una persona creando immagini finte e sessualmente esplicite. Questa tecnologia viene usata per realizzare immagini porno di celebrità o altre persone senza il loro consenso, spesso a scopi estorsivi e diffamatori, ma anche spesso semplicemente per divertimento. E quello che bisogna fare, ci sono le domande e le risposte sul quotidiano Il Corriere. Condividere le foto è reato, come e a chi chiederne la rimozione. Quindi si spiega cosa sono i deepfake, i deep nude. Creare un deepfake è reato? No, crearlo non costituisce reato nella creazione, ma quando si condivide senza consenso su internet quella foto, allora sì. E può essere punito il reato solo dietro querela della vittima, quindi bisogna denunciare. Se venite a sapere che qualcuno ha pubblicato una vostra foto su internet, dovete denunciare, altrimenti non si fa assolutamente nulla. Ci si può proteggere? Sì. È difficile, ma si può fare. Molte piattaforme agiscono contro ogni normativa italiana ed europea e chi è in cattiva fede può utilizzare qualunque fotografia pubblicata, anche la più innocente, e modificarla. Il massimo che si può fare è restringere il cerchio di chi può visionare le proprie foto, quindi non inviarle a tutti, ma la responsabilità maggiore è delle piattaforme, degli sviluppatori dei software, di chi le utilizza. Si può chiedere la rimozione, il più delle volte questi contenuti violano anche le linee guida delle piattaforme. La polizia postale è quella a cui dovete rivolgervi. Le domande e le risposte oggi sul quotidiano Il Corriere, raccontando naturalmente ciò che è avvenuto, ad esempio a Francesca Barra, che conosciamo bene, uno dei volti televisivi degli ultimi anni. Mia figlia ha 12 anni, ho denunciato per lei e per chi non ce la fa. La giornalista confessa: ho provato disgusto e paura. Ma c'è anche Lorena Bianchetti: ci si sente violate e non è meno grave se lo scatto è falso. La conduttrice: andrò presto alla polizia. Insomma, bisogna fare la denuncia, punto e basta. Andiamo sul quotidiano Il Giornale, mentre tra poco ci sarà il Qui Parlamento, ragazzi, oggi con il grandissimo Bagnai, da non perdere. Il quotidiano Il Giornale titola: sinistra
fuori dal mondo. Dopo aver sottovalutato Trump e Meloni, Milei trionfa in Argentina, da Saviano alla stampa progressista smentiti nuovamente i profeti del flop. Ma poi c'è Venezia, i Propal che cacciano Fiano dall'università. Non è finita. Tentata rapina a Feltri, quello che ospitiamo qui ogni settimana. Io aggredito, ho messo in fuga 2 malviventi e gli ha dato una bastonata col suo bastone e a quanto pare era bella forte. In taglio alto sul quotidiano Il Giornale, 100 giorni a Milano Cortina, l'Italia scommette sui giochi. I giochi olimpici si avvicinano. Ieri a Milano si è svolto l'evento del giornale 100 giorni a Milano Cortina 2026, tra i partecipanti protagonisti dello sport come Emanuela Di Centa, Giorgio Rocca, Giuliano Razzoli. Siamo sempre sul giornale, c'è la segnalazione in prima pagina a proposito di Olimpiadi, l'intervista con il governatore lombardo Fontana, candidatura nata da una folle idea. Ancora in prima pagina sul giornale, pronto il documento dietro fronte Green Deal, l'Unione Europea rivede i paletti. È l'unico a parlarne. Arriva la bozza europea di compromesso sul clima. La Commissione UE dovrebbe calibrare ogni 2 anni il taglio delle emissioni con la possibilità di rivedere l'intero target. Il giù la maschera di Luigi Mascheroni oggi si intitola Provaci ancora, Rula. Rula Gebral. Abbiamo avuto un passato un po' litigioso, anche noi della Lega, per qualche battuta un po' fuori riga. Vogliamo subito dichiarare la nostra simpatia per Rula Gebral. Peccato che si creda una giornalista. Comunque, ieri a Montecitorio, Rula Gebral, con Sigfrido Ranucci e Giuseppe Conte, 3 esponenti di quella sinistra che da tempo accompagna per mano i suoi elettori a votare la destra, ha presentato il suo nuovo libro intitolato Genocidio. Rula Gebral ha fatto il libro Genocidio, molto bello, poi dopo lo leggo. E parlando liberamente di quanto in Italia manchi la libertà, la Gebral ha detto che Ranucci è un guardiano della democrazia, e chi può negarlo, che è un eroe nazionale. Le nazioni da quando non c'è più Brecht hanno sempre bisogno di eroi, e che gli hanno messo una bomba davanti a casa per zittirlo, come hanno fatto con i 280 palestinesi uccisi a Gaza perché raccontavano la verità. Era un'impresa impossibile declinare il caso Ranucci su Gaza, lei c'è riuscita. Non c'entra nulla, ma Enzo Iacchetti ha un libro da lanciare, Alessandro Di Battista ha un libro da lanciare, Rula Gebral ha un libro da lanciare, e anche noi adesso abbiamo 3 libri da lanciare. Prendilo al volo e te lo tiro, vai. La Gebral, alla quale riconosciamo di aver momentaneamente oscurato Francesca Albanese, è ossessionata dal genocidio, come Berizzi dal fascismo, Tozzi dal Ponte sullo Stretto e la Gruber dalla destra. Parlano solo di quello, i fanatici sono sempre prolissi. E per il resto, pensando a Ranucci e alla Gebral, è vero, la libertà di parola fa parte della qualità di una democrazia, ma la libertà di parola senza un giornalismo di qualità è solo libertà di fare un giornalismo di parte. Oggi Luigi Mascheroni in prima pagina sul quotidiano Il Giornale. Quanto c'è? Quanto manca qui Parlamento? Quanto c'è? Vado avanti ancora 3 minuti. Vado avanti e come? Allora entro all'interno del quotidiano Il Giornale, perché a pagina 9 eccola qua, la ciccia. L'Unione Europea pronta a cambiare il target climatico dei prossimi 15 anni. Anticipata la bozza della Commissione Europea, Meloni dice serve un deciso cambio di passo. Francesco Giubilei, a dettare la linea italiana sul Green Deal è direttamente Giorgia Meloni con un messaggio al Green Building Forum di Milano. Vogliamo abbandonare quell'approccio ideologico che ha caratterizzato finora la stagione del Green Deal europeo e abbracciare un pragmatismo serio ancorato al principio di neutralità tecnologica. È la strada che abbiamo
sostenuto nell'ultimo Consiglio europeo, che continueremo a perseguire con costanza e determinazione, perché non riteniamo che siano nell'interesse dell'Italia e dell'Europa sostenere ulteriori iniziative controproducenti. Serve un deciso cambio di passo per difendere davvero l'ambiente e sostenere lo sviluppo economico. Le parole della Premier arrivano nello stesso giorno in cui trapela la bozza europea di compromesso sul clima. Secondo il documento, la Commissione UE guidata dalla von der Leyen dovrebbe calibrare ogni 2 anni la traiettoria di taglio delle emissioni fissato al 90% entro il 2040, con la possibilità di rivedere, se necessario, l'intero target climatico e al tempo stesso mettere in discussione il contributo del 3% in crediti internazionali. Il contenuto del testo, il contenuto avrà discusso domani e venerdì dagli ambasciatori dei Paesi membri in vista dell'accordo politico al Consiglio dell'Ambiente del 4 novembre e la valutazione dovrebbe basarsi su recenti evidenze scientifiche, progressi tecnologici e sfide per la competitività. Qui Parlamento. Grazie Presidente, signor Presidente del Consiglio, ministri, colleghi. Apro questa discussione generale ringraziando il Presidente del Consiglio per aver chiarito nel dibattito che è seguito al suo intervento nell'Aula del Senato il fatto che l'Italia non intende chiedere che nelle sedi europee si proceda adottando il principio di maggioranza ed intende difendere il principio dell'unanimità delle decisioni. È una affermazione molto importante e molto rassicurante, che rientra nel tema più ampio della difesa, perché solo il principio dell'unanimità, che conferisce al nostro Paese in re ipsa un potere di veto, ci consente di difenderci da quell'approccio ideologico che troppe volte le istituzioni europee hanno perseguito. Uno degli esempi più eclatanti in questo senso è quello delle politiche energetiche, di cui lei stessa ha con molta puntualità, in modo appassionato e preciso, evidenziato la natura non pragmatica. Ora, quello che preoccupa rispetto a questi sviluppi è che, diciamo, noi abbiamo una posizione invidiabile rispetto a tanti governi che ci hanno preceduto, perché grazie al suo lavoro e al lavoro di questa compagine di governo abbiamo raggiunto una significativa stabilità che ci permette di ragionare su un orizzonte temporale che non sia quello dell'immediatezza. E ci permette anche, come dire, di cogliere i frutti del tempo, perché il tempo ci sta dando ragione su tante cose. Prendiamo le politiche energetiche, ad esempio. Ci siamo svegliati 2 giorni fa scoprendo con sorpresa che il Presidente von der Leyen ha, come dire, ammesso che nella deriva green, nell'elettrificazione del mondo, è insito il rischio di consegnarsi alla Cina. Beh, questo è un tema abbastanza, come dire, rilevante e ci vuole dire che era un tema anche evidente che il partito in cui mi onoro di militare aveva sollevato in tutte le sedi possibili. Allora, sa qual è la mia perplessità che volevo condividere con questa Aula? È che non vorrei che improvvisamente ci si accorge che ci siamo messi in mano alla Cina e allora salti fuori il mantra dello strumento ambizioso, cioè del debito comune da fare per fare gli investimenti e riappropriarci, partendo con 20-30 anni di ritardo rispetto alla Cina, delle filiere che consentono di sostenere determinate scelte tecnologiche, dopo che queste filiere sono state smantellate selettivamente, soprattutto a casa nostra, penso al caso dei biocarburanti. Quindi, come dire, attenzione a avere presente quella che è un intento dichiarato, ma è anche un intento che denota fragilità del progetto europeo, cioè quello di avanzare per stati di eccezione. Improvvisamente ci si accorge che dobbiamo fare qualcosa per rientrare in possesso delle terre rare, debito comune per le terre rare. Un discorso in parte analogo vale, secondo me, per le spese di difesa e per la sicurezza.
Qui credo che valga un principio che chi come me è stato scolarizzato nel XX secolo ricorderà, cioè timeo Danaos et safe ferentes. Cosa intendo dire? Intendo dire che naturalmente tutti noi, almeno noi maggioranza conservatrice, maggioranza di centrodestra, siamo assolutamente convinti che si debba intervenire per potenziare la sicurezza del nostro paese, e ci mancherebbe altro. E il punto però è difenderci da chi, difenderci come e difenderci con quali soldi. Voglio ricordare che il modello del PNRR sotto il profilo finanziario, perché è stato detto in quest'Aula da autorevoli esponenti di questo governo, presenta ancora dei margini di opacità, per esempio riguardo il costo per interessi dei titoli attraverso i quali la Commissione europea ha raccolto i fondi che poi ha redistribuito col cosiddetto fondo perduto. Allora, la cosa importante nel momento in cui si adombrano eventuali ulteriori applicazioni di questo modello è non solo naturalmente fare attenzione a quali sono le nostre priorità in termini di sicurezza, e come lei saprà e spero che in parte almeno condivida, noi abbiamo un'attenzione particolare al confine meridionale dell'Unione Europea, abbiamo un'attenzione particolare al tema della sicurezza interna, dell'adeguamento delle retribuzioni delle nostre forze dell'ordine, del potenziamento dei loro mezzi, del loro raggio di intervento, perché oggi le guerre sono naturalmente, come lei sa meglio di me, ibride e spesso si combattono anche in forme, diciamo, non in campo di battaglia, ed è opportuno quindi che la sicurezza interna sia rafforzata. Ma poi c'è il tema di come finanziarle, perché ecco, non vorrei che in questa meravigliosa Europa che sarà costruita come somma delle soluzioni che si porteranno alle crisi, come diceva Jean Monnet, si creassero via via stati di eccezione con lo scopo di scassinare con il grimaldello dello stato d'eccezione dei conti pubblici che sono affidati alle cure assolutamente adeguate e attente del ministro Giorgetti, attraverso un indebitamento del quale magari ci viene detto che avrà un costo, poi dopo magari si scopre che ne ha un altro, e quindi questo è indispensabile che venga in qualche modo messo a fuoco prima, anche perché noi sappiamo che il tema le sta a cuore e le sue parole sono inequivocabili, sono parole di un leader e sono parole di un patriota. Lei vuole che il paese scelga le proprie priorità. Ora, naturalmente, nel contesto del PNRR così come si era configurato, riappropriarsi delle priorità del paese è stato un impegno al quale questo governo si sta dedicando, nel quale sta riuscendo, ma ha richiesto molto sforzo, perché gli assi su cui si articolava quel progetto erano quegli assi, in particolare per quel che riguarda la cosiddetta transizione ecologica, che non hanno retto all'usura del tempo, seppure a suo tempo restero all'usura delle nostre critiche, che poi purtroppo si sono rivelate fondate. Quindi attenzione, perché si sta passando in un ambito che è un ambito estremamente delicato, dove è auspicabile che il Paese conservi effettivamente quei margini di autonomia strategica ai quali sono sicuro che lei e tutto il governo da lei guidato tiene, ma è indispensabile che questa autonomia passi anche per, il portafoglio, gli strumenti di finanza delle misure che si intendono intraprendere. Grazie Presidente. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Vita mia, so chi sei, chiedi a me un'altra via, partirò per sfidarti ancora, vita mia, questo vuoi, tu lo sai, madre mia.
chi mi porta lontano, sono io che riscrivo sempre la mia scena fino a te, madre mia. Il viaggio che c'è in me non finisce mai, il senso disperso dell'amore che per sempre inseguirò mi riporterà da te e poi ripartirà con me. Apri, sono qui, notte dell'incanto, perso nel mio mondo, io sono qui, lascerò per te metà di questo cuore che nel silenzio muore senza te, e poi malinconia, amore mai finito, vita mia. Notte dell'incanto, e poi malinconia, amore mai finito. Io chiedo a te un'altra via, dov'è, come finirà questo viaggio che da sempre è con me. Una dolcezza fuori tempo, quella della musica lirica, che non trasmette più nessuno. Tranquilli, qui lo spazio c'è. Musica lirica, attenzione, elegante, di gran classe, come direbbe qualcuno, ma alla portata di tutti, perché io sono divulgativo, non so fare cose difficili, sappiatelo. Si chiama Luca Notari, questo pezzo golfo mistico, estrapolato da un album appena uscito con risonanze senza tempo, nate da un magico incontro di artisti amanti del bel canto, un mondo oggi non più di moda, ma proprio per questo ancora molto molto amato. Luca Notari lo trovate facilmente su YouTube e la musica classica la potete ascoltare il sabato pomeriggio intorno alle ore 13 su queste frequenze con Oretta Pierotti Cei, che salutiamo. Ogni volta che Orban alza i toni per noi sono problemi. L'imbarazzo di Palazzo Chigi per lo scomodo Victor. Oh, tutti che dicono che siamo imbarazzati. Questa è l'apertura del Corriere e lui oggi vedrà Salvini. Lui, Orban oggi vedrà Salvini. E vediamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo al 3406709 659 i commenti alla rassegna stampa. Sì al veto degli stati all'Unione Europea, sovranità, bravi Orban e Meloni, ci scrive Silvio. Ma quest'oggi vi ho veramente risvegliato con queste notizie. No, Orban non ha niente a che fare con la Meloni, scrive un'altra. A chi vuole più autovelox dico che sono stufo di pagare per qualche delinquente che se ne frega dei limiti, invece basta limiti finti, basta
basta 30 km orari o 50 su strade extraurbane. E Roberto, il problemino di quello che è successo su quel viale Cristoforo Colombo, come si chiamava a Roma, è che insomma è un viale dove si schiaccia facilmente l'acceleratore, e in questo caso era probabilmente una corsa tra pazzi. Tutta la parte di internet che esula dalla macchina istituzionale, edukazionale, deve essere messa sotto controllo. Tutta, scrive qualcuno. Stanno spuntando libri come funghi, ma saranno tutti così ricercati, cara Clara. Ormai il libro lo può scrivere chiunque. Oh, io sono l'unico che ancora non ha scritto niente, sappiatelo. Ancora WhatsApp al 340 6709 659. E questo che dice oggi è il suo compleanno, è il compleanno di Eros Ramazzotti, e auguri Eros Ramazzotti, che te devo dire. Prima delle bombe di quel sacco di letame di Ranucci si erano perse le tracce, adesso non passa giorno che non si sente il suo nome, ma siamo sicuri che a far mettere le bombe non sia stato proprio lui? Chiaramente io prendo le distanze da ciò che dice questo ascoltatore pervertito. Orban, uno dei pochi onesti in un'Europa di corrotti. Sentite qual è il tenore dei nostri messaggi? O, se non siete d'accordo, dovete far altro che scrivermi subito 340 6709 659. Che ne pensate di Orban? Punto di domanda. Io intanto torno sul quotidiano Il Giornale, perché sopra si parla di questo altro sito sessista, le VIP spogliate con l'intelligenza artificiale. Sotto è un rifugiato senegalese, il picchiatore seriale di donne che terrorizzava Milano. Il 23enne arrestato sceglieva a caso le vittime, in 2 mesi ne ha aggredite 7 per strada. Oggi sul quotidiano Il Giornale, che per fortuna parla anche di cose un po' più carine. Prima però, aspetta, torno indietro, lo giro al contrario, perché a proposito di violenza, un altro fatto bruttissimo, oltre a quello di Fiano che hanno cacciato dall'Università di Venezia, l'aggressione a Feltri. A pagina 12 del Giornale: io aggredito da 2 ceffi a Milano. Feltri, volevano spruzzarmi uno spray urticante, ne ho steso uno con un cazzotto. La disavventura di Feltri la racconta lui stesso, intervistato da Francesco Boezzi, il direttore editoriale del Giornale. Sotto casa sua è stato avvicinato da 2 brutti ceffi, ma lui se ne è accorto subito e immediatamente un pugno secco, diretto, preciso sull'uomo che aveva tra le mani una bomboletta di spray urticante. Il contatto è stato sulla guancia, spiega Feltri, definendo il colpo travolgente, ed è proprio quel gesto che ha ribaltato la scena. I 2 aggressori, colti di sorpresa, arretrano alla svelta e poi fuggono spaventati e disorientati. Grandissimo Feltri, non più giovane, lo sapete bene, ma come dico sempre ci sono dei diversamente giovani che ci vengono a salutare anche qua nella nostra sede. Ragazzi, se sono tosti. Ancora sul quotidiano Il Giornale: il ponte sarà green, cantieri a breve, il ministro Salvini al forum sull'edilizia sostenibile, ok della Corte dei Conti, sono fiducioso. E sempre a questo proposito, a pagina 18, meno 100 giorni a Milano Cortina, mancano 100 giorni alle Olimpiadi, l'intervista di Oara Borselli al presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Io, Zaia e una pazza idea dietro questa candidatura. Il presidente: sono le Olimpiadi di chi crede nei territori, nell'autonomia, nei popoli. All'inizio c'era il Piemonte, l'Appennino poi si sfilò, chiamai Zaia e gli dissi: facciamo questa follia di candidarci alle Olimpiadi. I lombardi sono molto coraggiosi e bravi, ma hanno anche un difetto: tendono a essere troppo buoni. La Lombardia riceverà un ulteriore stimolo, una spinta per restare il motore di questo paese e tra i primi in Europa. Paginone oggi con il grandissimo Attilio Fontana, oggi sul quotidiano Il Giornale. E Morelli, il sottosegretario della Lega che abbiamo ospite ogni mercoledì alle 9, sposta l'attenzione dicendo: le infrastrutture saranno l'eredità che lasceremo ai nostri figli. Così il quotidiano Il Giornale.
Ho ancora una manciata di minuti, poi apriamo le linee allo 0292947222. Non me ne vado senza avervi sentiti. Il quotidiano La Stampa: tassa sulle banche, diktat di Meloni, ma in taglio alto Orban: schiaffo all'Europa, non conta nulla. A pagina 2, banche, il diktat di Meloni, la Presidente del Consiglio: sbagliato tassare le imprese, tocca al credito. Salvini alza il tiro, più soldi dagli istituti per coprire il piano casa. Un po' più in basso c'è l'intervista con il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon. La finanza deve collaborare, bisogna aiutare chi ha i salari bassi. Aumentare l'età pensionabile oltre i 67 anni fa male all'occupazione. Abbassare i toni? Veramente è stato il presidente dell'associazione bancaria Patuelli a fare certe dichiarazioni a mezzo stampa, sostiene il vicesegretario federale della Lega e sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, che non esclude, come minaccia da giorni Salvini, che il prelievo a carico delle banche possa anche andare oltre i 4 miliardi già previsti. Ma perché voi della Lega continuate a martellare? Il vostro sembra accanimento, risponde Durigon. Le risorse che sono state individuate a carico delle banche sono giuste ed eque e servono ad alimentare una finanziaria che, attraverso il taglio dell'IRPEF, la rottamazione, gli incentivi a favore della contrattazione, cerca di aiutare i soggetti che hanno sofferto più di altri a causa dei salari bassi. E peraltro le banche, dopo che è stata presentata la manovra, non mi pare siano state penalizzate dai mercati. L'intervista prosegue con Claudio Durigon quest'oggi a pagina 2 del quotidiano La Stampa, che oggi ospita anche Pierbattista Pizzaballa. Oggi Gaza è in macerie, ma con i leader attuali non può esserci un futuro, parla il patriarca di Gerusalemme. Il dialogo deve coinvolgere anche le religioni. Pagina 11. L'Unione Europea rilancia il patto sui migranti. Salviamoli da trafficanti e scafisti. Il commissario Brunner, ospite di Sant'Egidio: fornire protezione è un dovere morale. Nel 2015 il numero così alto di arrivi ha svelato i limiti della nostra politica e del sistema d'asilo. Negli ultimi 10 anni sono state 34.000 le persone morte in mare. Chi si occupa dei diritti dei rifugiati chiede maggiori sforzi per favorire l'integrazione. Così Eleonora Camilli con Magnus Brunner, commissario europeo alle migrazioni. Il taccuino di Marcello Sorgi a proposito dell'incontro con la comunità Sant'Egidio si intitola "Se la politica si divide sulla pace", perché sono tutti lì seduti intorno, ma la pensano in modo molto diverso su queste argomentazioni. Quotidiano Libero: i tarocchi della sinistra non ne azzeccano una. Per i progressisti Milei era in caduta libera, invece ha stravinto le elezioni argentine. Ranucci dipinto come un eroe nazionale, ma Report perde 1 milione di spettatori. Oh, dice il contrario Libero rispetto a quello che dice Repubblica e La Stampa. La Schlein si vanta: con me il PD ha guadagnato il 10%, purtroppo per lei non è vero. In centro pagina la foto del leader ungherese a Roma, incontri con Leone e Giorgia, perché Orbán e il Papa vanno d'accordo. Ancora sul Libero: come cambia la manovra, le banche pagheranno verso modifiche sugli affitti. AVS Partito Propal: i Verdi mollano ambiente e clima. Ma anche sul quotidiano Libero: a Milano paura per Vittorio Feltri, aggredito in pieno giorno. Entriamo all'interno del quotidiano Libero, l'evento Propal alla Camera con Ranucci che ora alza il tiro dicendo i giornali di destra usati come manganelli. Il conduttore di Report attacca Libero, Giornale, Tempo, Solidarietà ipocrita mi delegittimano, e Rula Gebrallo celebra Sigfrido, un eroe nazionale. Ma ecco il libro, lo inquadriamo: Rula Gebral, genocidio. Il nuovo libro è il primo e l'ultimo, ma di Rula Gebral.
Giro la pagina e prosegue a pagina 5 Libero. In un anno Report perde 1 milione di spettatori. La formula a senso unico del Volto TV e della sua squadra non piace più. Il centrodestra attacca, quella trasmissione fa giornalismo militante. Ancora, addio clima, c'è il Corano. Ora AVS è il partito pro-PAL, la conversione, ci racconta a pagina 10 Alessandro Gonzato. Bonelli ha capito che con le battaglie ambientaliste non prendeva un voto. L'alleanza con Fratoianni è servita a sfruttare la nuova moda anti-Israele. Valditara è il nuovo libro. Quante bufale della sinistra sulla scuola. Il ministro Valditara ha presentato il suo libro La rivoluzione del buon senso, poi smonta le fake news progressiste. Sappiatelo, se bisogna regalare un libro, regaliamolo, interessante. Meloni decisa sulle banche, verso un cambio sulla casa. Sanità, in arrivo aumenti da 170 euro al mese. Scattano gli incrementi di stipendio per 581.000 infermieri e tecnici. Fumarola della CISL, grande soddisfazione, un po' meno per gli altri sindacati che non hanno firmato. Ancora su Libero, siamo a pagina 19, vi dicevo, paura per Feltri, aggredito in strada in pieno giorno, erano 2 uomini, ne scrive Claudia Osmetti e oggi lo raccontano un po' tutti i quotidiani non di sinistra. E poi lama in tasca a giovani e adulti, i coltelli sono un'emergenza. In Italia 12 vittime in 72 ore. Avete sentito che in alcune scuole del napoletano c'è il metal detector in classe. A Genova una 22enne ferisce la compagna incinta per gelosia. A Piacenza un uomo colpito dall'ex della sua fidanzata. A Gela la vittima è un prete. Coltelli. Chissà chi ce l'ha insegnato, eh? Ancora su Libero siamo un po' più svolazzanti per fortuna, ma è carinissimo questo ricetto. Complice il caldo, aumentano le cucciolate tardive, invasione di ricci nelle langhe del Barolo. Il centro recupero ricci La Ninna di Novello, già al limite delle sue capacità, lancia l'allarme sull'invasione di ricci. Il dottor Bacchetta, che dirige il centro, ha spiegato alla stampa che attualmente sono ricoverati 600 ricci in questo centro, un numero impressionante se lo si confronta con quello degli abitanti di questo piccolo comune delle Langhe del Barolo, che sono appena 928. Quest'autunno si sta assistendo a un picco senza precedenti di nascite di questi riccetti. In 11 anni non abbiamo mai visto così tante cucciolate tardive a causa del riscaldamento globale, spiega, che sabato è stato tra i relatori del convegno Selvatici ed Esotici, questo professore, specie in movimento, cambiamento climatico, globalizzazione, conseguenze, svoltosi a lodi. C'è chi ha parlato dello scoiattolo, chi del grifone, io ovviamente dei ricci, sottolineando come la riproduzione di questi simpatici animaletti si stia sempre più estendendo verso la brutta stagione, con il rischio per i cuccioli di non trovare cibo e quindi di morire, così come le femmine che provate dal parto perdono quella massa grassa che permette loro di affrontare il letargo. La loro tutela, la tutela dei ricci, è doverosa anche perché aiutano moltissimo l'ecosistema. A proposito di ecosistema, la neve è sempre più cara. Lo ski pass può costare fino a 86 euro al giorno. La stagione invernale è vicina, sta nevicando a Livigno, salutiamo gli amici sotto la neve. Sulle Dolomiti il biglietto per sciare più oneroso per sciare, ma più oneroso che mai. Allora, a Bormio servono 60 euro, a Livigno 72, uno stagionale in Val d'Aosta arriva a 1800 euro. Non solo ski pass, ma i rincari sono anche al ristorante, record a Bolzano in Valle d'Aosta. Assu Utenti mette in guardia, tanti potrebbero rinunciare
alla vacanza? Non penso proprio, eh? Chi ci vuole andare ci va. Dai che apriamo le linee, dai, ora tocca a voi, forza, stupitemi, chiamate 0292 947222, ascolto ciò che avete da dire su quanto vi ho letto finora, anche attraverso i vostri messaggi WhatsApp, of course, minimo 340 6709 659, dovete approfittare di questa radio finché ci siamo un mezzo di comunicazione assolutamente invidiato dagli altri, perché? Beh, perché qualcuno non ce l'ha e vorrebbe averlo. Secondo, perché siamo davvero senza filtri né censure. Cioè, se voi adesso formate il numero fisso 0292947222, nessuno vi chiede chi siete, di cosa volete parlare, lasciami il tuo numero di telefono che ti richiamo. No. Chiamando 0292947222 risponde Francesco, ti dice un attimo in linea prego, e dovete star altro che restare lì, sentite una musichetta al telefono e dovete dire pronto quando io dico pronto. Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Felice risveglio all'ex parlamentare fidifiano che si è accorto che non può dire la sua perché non collima con i Propal, non collima con quella parte di sinistra che, se ci ricordiamo, impediva anche a Giampaolo Pansa di parlare quando presentava la sua collana di libri dedicati a quello che è accaduto tra il 1943 e il 1947. Quante volte gli hanno impedito di presentare il suo libro in giro? Tantissime volte, perché diceva che andava contro i partigiani, perché lui era diventato fascista. Lo stesso trattamento che è stato riservato anche a chi durante il Covid osava dire che forse qualche problemino c'era, e adesso Fiano se n'è accorto, ma nessun problema. Da sempre la sinistra si serve di questi metodi per zitire le verità che le sono scomode. Addirittura, e tu l'hai detto stamattina, quelli di AWS si sono saldati con i Propal, ma per forza, perché la sinistra in cuor suo, quando non riesce a vincere con le buone, cerca di farlo con le cattive, e siccome non riesce ad ottenere risultati attraverso gli italiani, allora si rivolge ai figli del barcone, come li chiami tu. Perché? Perché hanno quella rabbia, quella voglia di rivalsa e quell'odio, quel disprezzo verso l'Occidente e verso tutto ciò che non è Islam, che li porta volentieri a menare le mani in piazza e a fare del casino. Questa è la sinistra italiana, ma in generale la sinistra internazionale, che odia l'Occidente nel quale è nata. Ciao, grazie Selmi. Grazie sempre. Chiamate 0292947222, entrate in onda con me, dite la vostra su qualunque argomento. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono in linea? Prego. Allora, senti, io riprendo quanto ha detto Marco da Mantova, ma poi cosa succede dopo queste contestazioni e questa appropriazione indebita che i Propal fanno nelle scuole e delle università? Qualcuno interviene, arrestano qualcuno, prendono qualche provvedimento al di là delle deprecazioni e delle proteste, qualche provvedimento pratico nei confronti di questa gente viene preso o no? Perché mi sembra che possono impunemente agire nei confronti di chi vogliono senza subirne nessuna conseguenza, o sbaglio? Un provvedimento, ve lo suggerisco io, chiudere quelle università fino a tempo indeterminato, in modo che gli altri studenti si rendano conto con chi hanno a che fare e reagiscano. È l'unico sistema, secondo me. Grazie, ciao. Grazie caro. Le università purtroppo a quanto pare sono un covo di questa gente. Sembrano. Cosa ne pensate? Magari avessimo politici all'altezza di Orban. Un messaggio al 340-6709-659. Buongiorno grande Orban, l'avessimo noi in Italia. Ci scrive Enzo da Como. Orban, unico leader libero che pensa ai suoi cittadini. E poi messaggio audio sul cursore.
ottimo che Matteo Salvini incontra Orban. Purtroppo nella maggioranza lui ha due che si ritengono sovranisti patrioti, ma non sono, Tajani e anche la Meloni. Loro sono pro UE, pro NATO, pro USA e pro Zelensky. Basta vedere i baci e abbracci che Giorgia Meloni dispensa quando vede appunto Zelensky. Per cui insomma spero che questo incontro rafforzi ancora di più Salvini nel credere che appunto basta invio armi in Ucraina, dobbiamo difendere l'Italia e che appunto prenda posizioni maggiori anche verso la UE, come per quello sta facendo. Comunque grande Orban, grande che ama il suo popolo. Buona giornata, Anna Maria da Vicenza. Grazie Anna Maria. E oggi Matteo Salvini vedrà Orban e se volete fate un esercizio stilistico, cercate di prevedere i titoli dei quotidiani di domani, che cosa scriveranno contro la Lega e contro Matteo Salvini sotto la foto di Salvini con Orban, e fate questo esercizio stilistico. La nostra radio serve anche per questo, sempre che venga messa la notizia. 340 6709 659 per i vostri messaggi WhatsApp o per andare in onda l'ultimo minuto, il più veloce, parla con me, chiamate al volo 0292 94 7222. La mia Roma è diventata un gabinetto a cielo aperto. Sindaco buffone, avanti Matteo, ci scrive qualcheduno. E certamente abbiamo visto, c'è la gara forse a chi va peggio, Roma o Milano. Dal punto di vista della sicurezza sicuramente Milano le batte tutte, ma Roma abbiamo visto terribili incidenti. Se non sono i buchi sulle strade, gli autovelox che mancano in questo caso, chissà se lo metteranno un autovelox su quel viale Cristoforo Colombo, punto di domanda. Ok, sto per andarmene, minimo, ma non me ne vado prima di ricordarvi che alle ore 11 io ritorno, che avremo in onda con noi un artista indipendente, Marco Galli, che ha scritto una splendida canzone intitolata Capelli d'Angelo. Dedicata a chi? Dedicata a Paolo Mendico, il ragazzino 14enne che a settembre si è tolto la vita a Santi Cosma e Damiano in provincia di Latino. Perché? Perché a quanto pare bullizzato dai suoi compagni. Questa cosa è stata segnalata a professori, a presidi, e nessuno ha fatto nulla, prendendo sotto gamba ciò che avveniva. Sentiremo Marco Galli, che ha dedicato a questa terribile cosa una canzone, ma soprattutto avremo con noi il padre di Paolo, Giuseppe Mendico, che ci spiegherà magari anche a che punto sono le indagini, perché le ispezioni del Ministero dell'Istruzione hanno confermato quello che voi stessi avete sostenuto fin dall'inizio. Paolo è stato oggetto di continui episodi di bullismo, senza che dirigenti, professori, personale scolastico prendessero sul serio questi comportamenti. Ne parleremo alle 11 di questa mattina su Radio Libertà, ma non è finita. Alle 11:30 parleremo anche di disabilità, sentendo in diretta Danilo Bertolucci, responsabile dell'associazione Abbatti le Barriere, e parlando proprio e soprattutto di Roma, fantastica città, ma come andiamo a barriere architettoniche? A più tardi. Avete ascoltato la